È uno dei prodotti dell'agroalimentare italiano ed europeo di maggior successo, non a caso si parla di fenomeno prosecco, le cui esportazioni hanno raggiunto dimensioni ragguardevoli, ma per le bollicine italiane è necessario ottenere tutele e anticontraffazione da parte dell'Unione Europea. Il successo mondiale del Prosecco ha generato inevitabilmente dei cloni, come ad esempio un Prisecco commercializzato in Germania, mentre con l'ingresso della Croazia nell'Unione Europea si pone il problema del Prosek croato, per il quale, se la Croazia dovesse presentare domanda di protezione, la Commissione ha fatto sapere proprio nei giorni scorsi sarebbe tenuta a prenderla in considerazione. Ma il Consorzio di tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore di OCG, che rappresenta 15 comuni dell'area storica di produzione e sforna circa 70 milioni di bottiglie, delle quali esporta il 40% in oltre 50 paesi a partire da Germania e Regno Unito, ha avviato iniziative a difesa del Prosecco italiano unitamente al Consorzio di tutela del Prosecco DOC, prodotto in 9 province del nord-est. Stiamo cercando di creare delle azioni mirate proprio per evitare queste imitazioni. Recentemente abbiamo ottenuto un grande successo in Germania perché l'Istituto di registrazione dei marchi ci ha dato ragione sul fatto che nessuno possa registrare dei nomi che possono essere riferiti al termine Prosecco, Prosecco Superiore o Conegliano Valdobbiadene, e quindi questo è un aspetto indubbiamente che ci rafforza. Altre azioni che stiamo facendo sono azioni tra Unione Europea e singoli paesi terzi, perché tutta la tutela extra UE si basa proprio su degli accordi bilaterali tra Unione Europea e paesi terzi volti a limitare l'utilizzo del nome Prosecco. Sull'export incombono anche i dazi minacciati dalla Cina sull'import di vino, un paese verso il quale solo nel settore degli spumanti si è registrato un aumento record delle esportazioni di oltre l'83% nei confronti dei primi 3 mesi dell'anno scorso. Di qui la necessità di maggiore attenzione che il settore chiede da parte delle istituzioni italiane e europee per non svantaggiare produzioni che stanno dimostrando di poter competere a livello globale anche in piena recessione. Ma, come in altri casi famosi non solo dell'agroalimentare, tutto nasce in una piccola porzione di territorio che veicola, insieme al prodotto, cultura e identità. Credo che il Conegliano Valdobbiadene abbia contribuito a ottenere un enorme successo grazie al saper comunicare le proprie specificità partendo da un territorio. È un vino che proviene da una zona collinare dove la lavorazione è particolarmente dura proprio per le grandi pendenze che si trovano in questa zona del Conegliano Valdobbiadene. È un vino che rappresenta una storia, una cultura, è un vino che effettivamente ha saputo portare una fetta di Italia nel mondo. Il territorio e le sue eccellenze dunque si confermano fattore di sviluppo se la rete dei soggetti locali è in grado di pensare globale, e così anche le colline di Conegliano Valdobbiadene si candidano come paesaggio culturale a patrimonio riconosciuto dall'UNESCO.